10.000 veicoli al giorno, centri abitati come quello di Buttapietra soffocati. Da decenni gli abitanti dei comuni della Bassa Veronese lungo l'asse della strada statale 12 attendono questa variante che finalmente vedrà la luce. L'appalto è stato aggiudicato, il cantiere è aperto con le opere di bonifica. Per vedere le ruspe in azione bisognerà però aspettare la fine dell'estate prossima. In sopralluogo a Buttapietra il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. I tempi previsti per finire i lavori una volta che partono le ruspe sono 4 anni, ma io sono sicuro che l'azienda, visto che il territorio lo vuole, lo aspetta da 30-40 anni, ci metterà anche meno tempo. Costo totale dell'opera 263 milioni di euro, finanziati da ANAS con fondi del Ministero. Alla fine saranno 14 chilometri della strada variante che collegherà Verona Sud a Isola della Scala. Sorridenti i sindaci, l'opera è fondamentale anche per il capoluogo scaligero. È un'opera infrastrutturale molto importante, ma non solo per quest'area della città, anche per l'ingresso alla città di Verona, e soprattutto si va a connettere con un'infrastruttura che stiamo progettando, che è la strada di Gronda, che di fatto è un proseguimento verso la tangenziale T4-T9.